a colloquio con gli esperti di Epicenter e i suoi partner. Approfondimenti: allestire spazi in azienda per situazioni critiche, ottimizzare ciò che si utilizza quotidianamente. In studio Francesco Ziglio, mercoledì 30 marzo alle 10:30 e alle 19 su Radio Più. Da Autosalone Bellani, ampia scelta di usati e chilometri zero. Fiat Panda Cross Twin Air chilometri zero 2022 rosso, clima automatico, Unconnect con radio DAB, vetri oscurati, sedili riscaldati, parabrezza sbrinabile elettricamente, sensori di parcheggio, 19.900 euro. Citroën C1 1000 VTI 5 porte FIL, anno 2017, 28.000 km argento, clima, radio con ingressi USB AUX, luci diurne LED, ruotino di scorta guidabile da neopatentati, 10.790 euro. Land Rover Discovery SD4 HSE, bianco perla, anno 2017, 77.000 km, 7 posti, pelle Windsor nera, sedili elettrici riscaldati e ventilati, clima 3 zone, tetto panoramico apribile, Uncontrol Connect Pro Pack, sospensioni pneumatici e terrain response con ridotte, 41.900 euro. Audi Q230 TDI Business, anno 2017, 95.000 km, bianco, clima automatico, navigatore satellitare, Mimi, cruise control, ruotino di scorta, 23.900 euro. Audi A6 Allroad 3000 TDI S-Tronic 4 Business Plus, anno 2017, 100.000 km, grigio tornado metallizzato, pelle nera, cerchi da venti. Audi Presence Plus, sedili elettrici con memorie, 33.800 euro. Volvo XC40 T3 Geartronic Momentum, anno 2019, 41.000 km, bianco, clima automatico, cruise control, navigatore satellitare, infotainment touch con ingressi digitali, telecamera posteriore, 30.900 euro. Range Rover Evoque 2000 Di4 163 cavalli AVD Auto S, anno 2021, 10.800 km, colore Santorini Black, cerchi in lega da 20, fari LED premium, tetto panoramico apribile, touch Pro Duo, telecamera 360 gradi, sedili riscaldati, terrain response, 51.800 euro. Visita il nostro sito autosalonebellani.it o seguici su Facebook. Siamo a Feltre, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Io sono Gianni, titolare dell'Hotel Aurora. La nostra collaboratrice storica, dopo oltre 40 anni di onorato servizio, che ha iniziato il lavoro come apprendista già con mio padre, va in meritata pensione. Per questo l'Hotel Aurora di Saviner di Laste, Rocca Pietore, cerca una cameriere a servizio misto a partire dal 1 aprile, magari anche per l'ultima settimana di marzo, per affiancamento con la signora futura pensionata. Abbiamo la possibilità anche di offrire un periodo lungo. Passate in albergo oppure chiamate 0437 721126 oppure scrivete a info@hotelaurora-marmolada.it chiedendo di Gianni. Questo per un colloquio. All'Emporio del Mobile, saldi di primavera, camera matrimoniale a partire da 990 euro, materassi singoli ortopedici made in Italy a partire da 190 euro, pareti soggiorno attrezzate a partire da 880 euro, divani 3 posti made in Italy sfoderabili a partire da 590 euro, cucine 3 metri complete di elettrodomestici a partire da 2.990 euro, tavoli a partire da 390 euro, sedie a partire da 79 euro, oltre 1.500 metri quadri di esposizione, con mobili e divani anche in pronta consegna. Siamo in via Vittorio Veneto 262 a Belluno, telefono 0437 098 150. Emporio del Mobile, la qualità da noi costa meno. Il centro dell'auto in Val di Fassa è Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, specializzati in mobilità e manutenzione per chi vive in montagna. Bernard Claudio Motors è autorizzato autovetture Fiat, vendita
nuovo, usato e fuoristrada multimarche, ma anche quad, frese da neve, mini pale, motoslitte. Valutazioni imbattibili e ritiro usato, vasto parco e esposizioni auto, servizio officina e tagliandi. Carrozzeria da Franco è riparazioni auto, servizio veloce e affidabile, anche con autovettura sostitutiva. Visita il centro auto in Val di Fassa da Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, a Pozza di Fassa sulla strada statale. Diamo un attento sguardo al passato per migliorare il nostro presente e convergere i nostri occhi verso il futuro. Da più di 30 anni a Limana, Ottica 2D. Check-up visivo su appuntamento con strumenti di ultima generazione. Occhiali da vista e da sole con relative lenti e poi lenti a contatto, liquidi e accessori. Possibilità di acquisto online. Convenzionati Lux Ottica e Derigo. Ottica 2D di Daniele Dalan. In via Roma a Limana. Telefono 0437 970 563 www.ottica2d.it. Sei su Radio Più. Ora esatta, Radio Più. Sono le 8:02. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Il conflitto russo-ucraino arriva al suo 29esimo giorno. A un mese esatto dall'inizio dell'invasione russa, il presidente ucraino Zelensky invita le persone di tutto il mondo a protestare pubblicamente. La guerra della Russia non è solo la guerra contro l'Ucraina, dice Zelensky. Il governo inglese consegnerà altri 6.000 missili all'Ucraina. Intanto Chernobyl torna a preoccupare Kiev. Ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che una foresta vicino al sito è in fiamme. Il microfono va al premier italiano Mario Draghi, che ha parlato di Cina. Dobbiamo ribadire la nostra aspettativa che Pechino si astenga da azioni di supporto a Mosca, non solo questo, ma che partecipi attivamente e con autorevolezza allo sforzo di pace. I fondatori dell'Unione Europea, tra cui De Gasperi, avevano come obiettivo la pace nel continente europeo. La pace. Ma proprio per questo avevano progettato la Comunità Europea di Difesa ed è proprio per questo che noi vogliamo creare una difesa europea ed è proprio per questo che noi vogliamo adeguarci all'obiettivo del 2% che abbiamo promesso nella NATO. Una ginnasta ucraina di 11 anni, Katerina Diachenko, è rimasta uccisa nel crollo della sua abitazione colpita da un raid russo a Mariupol. Lo ha reso noto la sua allenatrice, citata dai media locali. Nel raid è morto anche il padre, mentre la madre e il fratello si sono miracolosamente salvati, anche se quest'ultimo ha riportato ferite gravi. Il fiume Po ha raggiunto i livelli più bassi nel periodo dal 1972. Il deficit di pioggia sull'intero distretto del fiume nell'ultimo mese ha superato i 100 mm, pari al 92%, e tutte le stazioni di registrazione sono al di sotto della soglia di emergenza. La siccità è al momento più accentuata nella parte occidentale del corso d'acqua, ma si sta espandendo anche verso il delta. Calcio, il primo passo verso il mondiale in Qatar è a Palermo contro la Macedonia del Nord. L'Italia non può sbagliare e il CT Mancini sta gestendo le pressioni con serenità. Parola d'ordine, fiducia. Non abbiamo avuto molto tempo, giusto quello per provare qualcosa. Per questo motivo ho confermato i ragazzi dell'Europeo, ha commentato il CT. Fischio d'inizio questa sera alle 20:45. Per la Macedonia è la partita più importante della loro storia, quindi ce la metteranno tutta. Noi dovremmo veramente essere molto concentrati sin dall'inizio. Ma la Macedonia è una squadra tecnica, una squadra con giocatori bravi, veloci in attacco, in contropiede, che difendono anche bene perché difendono con tutti i giocatori. Quindi non è una squadra così, insomma, non sono degli sprovveduti, è una squadra che è andata a vincere in Germania nel gruppo eliminatorio, quindi vuol dire che ha delle qualità. Ed è tutto, restate con noi. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Ben ritrovati per l'appuntamento con la rassegna della stampa quotidiana. Si apre subito in collegamento con Longarone e con Roberto Padrini, in questo caso
più che da presidente della provincia, sindaco del suo paese di Longarone, e dalle sue finestre sta vedendo la montagna bruciare. Ben trovato sindaco, ben trovato a Radio Più. Buongiorno a tutti, buongiorno. È stata una notte difficile, le foto che vediamo questa mattina lo confermano ancora una volta, sindaco. È stata una notte difficile, è stata una giornata difficile, sarà una giornata difficile, nel senso che adesso mi auguro veramente che ho sentito i primi suoni di elicottero che cominceranno questo lavoro che purtroppo durante la notte è stato interrotto e l'incendio si è avvicinato pericolosamente sia alla statale 51 di Alemagna e sia alle case di Fortogna, che comunque al momento insomma non sono in pericolo. È chiaro che la preoccupazione è stata tanta e devo dire che qui ci vuole adesso veramente uno stuolo di mezzi, perché altrimenti diventa difficile. Se aggiungiamo poi che abbiamo anche a Sofranco una situazione che non si è risolta, la preoccupazione è tanta. Quindi la strada che rimane chiusa, Trenitalia che ferma i treni, mi sembra che le fiamme siano vicine ai paramassi della ferrovia e le abitazioni, ma che ancora non si prevede un'evacuazione, credo. No, al momento no, a parte un'abitazione vicino a Sofranco dove viveva una famiglia e lì abbiamo provveduto all'evacuazione, mentre per quanto riguarda Fortogna abbiamo tenuti tutti in preallarme durante la notte e siamo passati casa per casa per avvisare che monitorassero la situazione. In alcuni casi, visto che c'erano delle baracche di legno, i vigili del fuoco hanno buttato dell'acqua durante la notte per cercare un attimino di prevenire l'eventuale avanzata del fuoco, però insomma devo dire che adesso gli elicotteri riescono a intervenire. Il problema è che c'è un odore di bruciato che penso che vada su tutta la Val dell'Una e c'è una densa coltre di fumo che ovviamente crea anche problemi a chi va sulla statale, quindi mi sono permesso insomma di essere molto molto prudente. Ci sembra di rivivere quello che avevamo visto poco prima di Vaiat e Bonagordino sulle palle di San Lucano. Allora il fumo arrivò in Valbelluna, ieri abbiamo visto le prime colonne che si alzavano nella Gordino. Una situazione che si ripete, Padrini. Si ripete in un momento dove sono oltre 100 giorni che non piove, quindi è chiaro che è una situazione di fortissima siccità e quindi io non voglio pensare che sia doloso, anche se comunque non vedo altre soluzioni. Doloso non magari voluto, spero che non sia questo, però è chiaro che un minimo accenno di fuoco può far partire un incendio e questa è una situazione perché adesso non pioverà almeno fino a martedì, mercoledì, quindi grande attenzione su tutto il territorio bellunese, lo dico vivendo questa esperienza perché sarebbe veramente drammatico viverla in altri posti, quindi grande attenzione da parte di tutti e questo è un po' il messaggio che mi sento di dare attraverso la tua radio, Mirko. 4 Canadair, gli elicotteri Erickson, tanti uomini e tante donne, vanno ringraziati davvero tutti, Presidente. Questo è la grande forza, penso, del nostro paese, abbiamo mezzi straordinari, sono riusciti a prelevare l'acqua al lago di Santa Croce, che anche questo comunque in un momento di grande siccità c'è anche poca acqua e devo dire che un paio di vasche, purtroppo una era ghiacciata e un'altra era senza acqua, avrebbero potuto facilitare anche le prese d'acqua più vicine rispetto al lago di Santa Croce, ma la situazione è questa, adesso dobbiamo, ripeto, far stare uniti e ringraziare tutti coloro i quali stanno intervenendo e che stanno mettendo del loro. È chiaro che mi auguro veramente che questa possa essere la giornata in cui si possa spegnere almeno la parte più vicina alle case di questo incendio. Non per portare pegola, ma fortunatamente il 2026 è lontano. Ve lo immaginate una situazione del genere con le Olimpiadi, il collegamento più importante per Cortina? Venezia. Ho firmato insieme al presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e al sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina lo schema d'accordo per la realizzazione della pista da bob Eugenio Monti in vista del grande appuntamento olimpico del 2026. La provincia e il comune, consapevoli dell'importanza dell'opera, daranno il loro contributo affinché la nostra regione sia protagonista ai prossimi giochi invernali. Così il presidente della regione Luca Zaia annuncia l'intesa raggiunta che vede la provincia di Belluno e il comune di Cortina destinare
destinare rispettivamente 500.000 euro per la riqualificazione dell'infrastruttura, un'opera recentemente apprezzata anche da Ivo Feriani, presidente della Federazione Internazionale Bob Skeleton. La pista di Cortina non sarà solo un'infrastruttura, ma diventerà l'emblema di questi giochi a 5 cerchi. Ricordo che il rifacimento della pista avverrà in un'area già dedicata a funzione sportiva senza aumento del consumo di suolo e permetterà, aggiunge il presidente Zaia, di recuperare un'area centrale per il comune di Cortina, oggi dismessa e abbandonata. La Eugenio Monti inoltre sarà l'unica pista a norma in Italia per gare nazionali e internazionali, ma anche la prima pista al mondo per le Paralimpiadi. Sperando naturalmente che le strade ci possano far arrivare a Cortina, come dicevamo. Non ce ne vogliano i sostenitori delle Olimpiadi, ma insomma sono problematiche sotto gli occhi di tutti oggi. Il Corriere delle Alpi dedica 2 pagine al caso Erostrato, lo fa con Gigi Sosso. Gigi Sosso è sempre stato molto vicino a questo argomento, ha scritto anche un libro, come molti ricorderanno, su questa vicenda. Quali sono le novità? Le novità arrivano dal tribunale con le condanne, 5 anni e 6 mesi. Allora i titoli: padre e figlio Acquini sono Erostrato, condannati a 5 anni e 6 mesi. È il titolo principale del Corriere delle Alpi. Zanella, siamo un paese civile, non ci saranno ritorsioni sui due, lo dice il sindaco, poi capiremo il perché. Impiegato delle dogane dalla vita travagliata, l'erede si professa satanista razionalista. Sono entrambi veneziani, arrivati a Cesio per seguire il lavoro. Il padre legge tantissimo, Samuele è appassionato di giochi di ruolo. Una testimonianza inventata, Stangatti per le nostre idee, e invece lo sfogo di Nemesio. Ieri non era in aula, grafologhe e psichiatri, dice, hanno sbagliato. E allora, riassunto: Nemesio e Samuele Acquini sono Erostrato. Ne era sicuro il pubblico ministero Simone Marcon per gli incendi, le scritte minacciose, razziste sui muri, le lettere anonime con o senza polverina bianca tipo antrace, spedite anche al giornale Corriere delle Alpi. Il murale sul cimitero e le caramelle trafitte di spigli all'asilo, e se n'è convinto il tribunale di Belluno, ha condannato padre e figlio, pena a 5 anni e 6 mesi, 1.100 euro di multa a testa, spese processuali, oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale per la durata della pena. In più 15.000 euro di risarcimento per il sindaco cesiolino Carlo Zanella, 2.500, chiesti 5.000 per il proprietario del deposito bruciato Aldo Dallegrave e le relative spese di costituzione di parte civile. Zanella, siamo un paese civile, non ci saranno ritorsioni sui due, lo sfogo di Nemesio, testimonianza inventata, come dicevamo poc'anzi, dalle 2 pagine del Corriere delle Alpi. Il Gazzettino in proposito titola: Erostrato incastrato dal silenzio, 5 anni e mezzo Nemesio e Samuele Acquini, tra il 2017 e il 2018 seminarono paura Cesio e Santa Giustina, spilli nelle caramelle, incendi, frasi razziste, lettere anonime. Tutto finito dopo che la procura li ha indagati. Allora veniamo anche all'ultima ora, notizie. Causa la situazione incendio, la Marcolin, Longarone e Fortogna annulla i turni mattutini e quelli a giornata. Sono in aggiornamento invece quelli pomeridiani. Nessuna novità per il momento da Veneto Strade, l'ultimo aggiornamento è di 12 ore fa. Si dava la situazione della 251 molto critica, con gli interventi che sarebbero ripresi, diceva Veneto Strade, questa mattina. Come è successo? Anche la pagina del sindaco Camillo De Pellegrini al momento non riporta particolari aggiornamenti per quanto riguarda il traffico della Val di Zoldo, quindi in ultima analisi la 251 rimane chiusa. Sugli incendi, il Corriere del Veneto, l'assedio a Longarone, strada per Zoldo ancora chiusa tra Ignacio Franco, Fortogna, Pian di Vedoia, ferrovia bloccata. Ieri sera Trenitalia ha comunicato causa incendio la chiusura della linea ferroviaria tra il capoluogo e Calalzo, almeno fino alle 12 di oggi. Sono previsti autobus sostitutivi dal primo mattino, anche in caso di chiusura dei binari, se dovesse proseguire oltre mezzogiorno.
Rimaniamo sul Corriere del Veneto. Domani l'addio a Gianni Pezzei fu riferimento dei Ladini. Livinallongo del Col di Lana. Domani alle 14.30 nella chiesa Pieve di Livinallongo, alle 14, scusate, domani alle 14 nella chiesa di Pieve di Livinallongo i funerali di Gianni Pezzei Baiol, l'ex sindaco artista scomparso improvvisamente martedì a 71 anni. Pezzei, figura di riferimento per tutto l'Agordino di lingua ladina. Sindaco di Livinallongo per 3 mandati, fu anche assessore con l'amministrazione di Oscar De Bona. Oscar De Bona dunque è stato uno dei presidenti per quanto riguarda il mandato con Gianni Pezzei. Ieri il suo commosso ricordo a Radio Più. Anche oggi la provincia di Belluno, l'Alto Agordino, perde una delle figure più importanti dell'amministrazione pubblica. Se n'è andato anche il professore, il maestro Gianni Pezzei, che ho avuto l'onore di conoscere quando era sindaco di Pieve di Livinallongo per più legislature e quando ho lavorato assieme a lui per 5 anni, chiamandolo al ruolo di assessore provinciale alla pubblica istruzione, all'edilizia scolastica, al sociale e al volontariato. È stato un collaboratore preciso, attento, tenace. Grazie a lui ho imparato a conoscere anche il mondo della cultura ladina. Come dimenticare il raduno del 50° anniversario dei Ladini del gruppo del Sella, insieme ai presidenti della provincia di Bolzano e di Trento dell'epoca. Da Gianni Pezzei ho imparato tante cose, ma soprattutto lui è stato un collaboratore leale, sincero, profondamente legato ai valori della propria terra, delle terre alte, della provincia di Belluno. È stato lui che ha realizzato la scultura dedicata alle prime edizioni del premio Pelmo d'Oro, nato proprio da una idea della giunta provinciale che ho avuto l'onore di presiedere dal 95 al 99. Ciao Gianni, fai buon viaggio e torna ad essere vicino a noi sempre con quella stessa simpatia, con quella stessa cortesia, con quella stessa sensibilità che ci hai regalato in tutti questi anni e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Un abbraccio a tua moglie Cristina, ai figli Andrea e Gianluca, ai nipoti, a tutti i familiari che hanno perso una grande persona ma che rimarrà vivo nei nostri ricordi. Ciao. 2 titoli nel centropagina del Gazzettino: patente, le visite per il rinnovo solo a pagamento, non c'è ancora una data per il riavvio del servizio con la sanità pubblica. Patenti scadute per il rinnovo visita si fa in privato, non ci sono alternative. Il servizio infatti è stato sospeso negli ambulatori dell'Us 1 Dolomiti, forse verrà ripreso ad aprile, per ora non c'è una data certa. Non è possibile prenotare la prestazione. Agli sportelli le persone sentono rispondere che l'unico modo per avere il via libera al rinnovo è rivolgersi al privato. Tra questi anche Moira Fiorot, consigliere comunale di Santa Giustina, punta il dito contro il disservizio. Da Belluno medici si sono offerti per Castion. Castion potrebbe sorgere una struttura sanitaria. A rilanciare questa importante ipotesi, seppur in forma dubitativa, è l'ex consigliere comunale Celeste Balcon. Feltre. Di padre in figlia, il neopapà di Azzurra, una piccola nata a febbraio 2021, ha donato all'ostetrice dell'ospedale di Feltre una culla Next to Me che consente alla mamma di avere il neonato sempre vicino. Un gesto di solidarietà nato dalla profonda riconoscenza del papà per le amorevoli cure prestate dal personale sanitario alla moglie e alla piccola Azzurra, e anche egli stesso aveva potuto ricevere a pochi giorni di vita in seguito a un delicato intervento chirurgico al cuore. Questa culla permetterà alle mamme di tenere più vicino il loro bambino, favorendo così il contatto e l'allattamento in intimità e sicurezza. Centropagina del Corriere delle Alpi: Tari scontata alle famiglie, rincari per le aziende, le fatture dei rifiuti saranno meno care quest'anno per le famiglie bellunesi. Lo sconto medio sarà del 2,6%, le tariffe sono state predisposte da Bellunum
e illustrate ieri sera dal sindaco Massaro ai consiglieri in commissione. Si registrano invece aumenti per alcune utenze non domestiche, in media del 4,5%, effetto della ripresa delle attività dopo le chiusure per la pandemia. Quindi fatture dei rifiuti meno care quest'anno per le famiglie bellunesi, aumenti per alcune utenze non domestiche. Anche Belluno va verso le elezioni amministrative. Cadore Valbelluna, 10 comuni si allenano per interrare gli elettrodotti. Limana, Borgo Valbelluna e tutto il centro Cadore sottoscrivono le osservazioni della ultima variante di Terna. A questo proposito, Moreno Gioli, Corriere del Veneto, elettrodotto, tutti vogliono l'interramento lungo la A27. A 10 anni 10 dalle prime opposizioni dei comitati civici non è ancora chiusa la partita sui progetti di Terna, intitolato Razionalizzazione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale RTN nella media valle del Piave, ovvero l'elettrodotto. Il tema è sempre quello: i cittadini e i comuni chiedono a Terna l'interramento delle linee che attualmente passano su Tralicci, in mezzo ai paesi, tra le case. Ad ottobre la società ha presentato al ministro l'ultima variante progettuale, prevede l'interrare le linee che attraversano il Piave al confine tra Belluno e Ponte nelle Alpi, senza spiegare però che intenda fare di lì in avanti. Ieri il Consiglio Comunale di Limana, primo comune che iniziò nel 2013 la battaglia per l'interramento, ha votato all'unanimità le nuove osservazioni al progetto, messe nero su bianco dai tecnici Giovanni Campea, Ollariano Mantuano, Francesco Vettori, condivise dai municipi di Borgo Valbelluna, Perarolo di Cadore e dall'intera Unione Montana Centro Cadore. Una novità per dar più forza alle richieste. I comuni chiedono di nuovo a Terna di presentare il progetto nella sua interezza, mica spezzoni come fatto finora. Garantire dunque l'interramento anche alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 9 della Costituzione, che ha introdotto la tutela dell'ambiente, dato che interessa il sito UNESCO delle Dolomiti e nel caso delle linee Polpet-Scorzè anche il sito delle colline del Prosecco. Nelle osservazioni inviate al Ministero, la richiesta di spostare nella zona industriale di Paludi l'attuale stazione elettrica di Polpet, per permettere così di far correre l'elettrodotto Polpet-Scorzè lungo la 27 e il passante di Mestre. Progetti simili già realizzati dalla stessa Terna, scrivono i tecnici nel documento, portando l'esempio della transfrontaliera da 380 kV, 190 km di lunghezza. Riguardo la linea Polpet-Vellai, i comuni chiedono l'interramento lungo la statale 50, così come l'uscita dei cavi dalla centrale di Soverzene, utilizzando il ponte attuale. Rocca Pietore. Il sindaco Andrea De Bernardin ha chiamato raccolta ai consiglieri per oggi alle 20. All'ordine del giorno del Consiglio Comunale, piano delle alienazioni, proventi oneri di urbanizzazione secondaria destinati alle opere di culto, approvazione documento unico di programmazione, associazione Borghi più belli d'Italia in Veneto, approvazione statuto. Il Corriere delle Alpi, sempre in centropagina, Cortina, Etica Hotel, i dipendenti alloggiano come clienti. La struttura progettata dall'architetto ampezzana Ambra Piccin sorgerà in 24 mesi a Peziè. I lavori al via in autunno. Le nostre storie, Monte Grappa, pallottole di gomma per scacciare i lupi, via libera agli spari. L'esperimento è partito sul Grappa, scrive Francesco Dalmas, in aiuto ad un allevatore che non si sentiva sicuro con quel lupo così vicino a gregge e famiglia. Sparate 2 pallottole di gomma, il radiocollare ha permesso di verificare che il predatore ha cominciato a girare alla larga. La fotografia di centropagina del Corriere delle Alpi è dedicata ai roghi, così come quella del Gazzettino, che in colonna poi riporta 2 notizie. Belluno, fondi persi per le barriere, mai più. Non si ripeterà, giurano i candidati in corsa per la successione di Massaro. Non si perderanno altri fondi per eliminare le barriere architettoniche. Vignato, De Pellegrin, Olivotto spiegano la loro ricetta per evitare che in futuro possa ripetersi la richiesta di restituire dei fondi inutilizzati, in questo caso 250.000 euro sui 300.000 totali del fondo che doveva servire ai privati per eliminare gli ostacoli ai disabili. Santa Giustina, strada nuova, bufera su 50 metri, sono appena 50 metri, ma sufficienti a concentrare le preoccupazioni e sollevare il malcontento. La strada tra via Pugliere e la statale 50 non sa da fare, secondo qualche cittadino almeno. Ieri a manifestare bene la posizione di qualche residente in zona per intendersi l'area tra il centro sportivo e il Quadrifoglio è apparso uno striscione eloquente. Il sindaco ribatte: serve
per questioni di sicurezza sono legate all'area scolastica. Belluno. Domani alle 17:30 in sala congressi del Centro Giovanni XXIII, presentazione del libro a fumetti Sono autistico, vi racconto cosa vuol dire, realizzato da Elena Collazzuol e Roberto Totaro. Auronzo, cervo muore tra le case, un mistero, taglio basso del Gazzettino, cervi da alcuni anni sempre più protagonisti nel centro abitato di Auronzo di Cadore, ma la storia stavolta non è a lieto fine. Un giovane maschio, cervo ovviamente, con le corna, che si aggirava senza paura per il paese, ieri è stato trovato morto sempre in centro, tante le ipotesi sulla sua morte, nessuna certezza, il corpo non riporta ferite di armi da fuoco. Secondo gli esperti il decesso è dovuto a cause naturali legate a problemi gastrici innescati da lungo digiuno invernale seguito da buffate, lo chiamano collo di bottiglia, ma ovviamente questa è solo un'ipotesi. Partecipa all'iniziativa solidale per i bambini dell'Ucraina. La Corale di Limana, insieme ai cori della provincia di Belluno e allo speciale coro della comunità ucraina di Roma, si uniscono per aiutare gli sfollati. Compra anche tu quest'anno un uovo di Pasqua solidale. Prenota entro il 25 marzo al 328 38 47 717. Due titoli dal Corriere del Veneto, taglio basso, si vota per le presidenze, consulta di frazione a Borgo Valbelluna, sono 42 in tutto. Caduto il termine per le candidature alla presidenza delle consulte funzionali del comune di Borgo Valbelluna. E accanto Pascoli e Prati Montani, il censimento veneto partirà in provincia. Venezia. Rimappare a vista tutti i pascoli in quota e realizzare uno schedulario, prati permanenti e pascoli Veneto. Dalla mozione presentata lo scorso anno dalla consigliera regionale Silvia Cestaro al via la nuova classificazione che punta ad aiutare allevamento e pastorizia delle terre alte, a frenare lo spopolamento e a favorire la cura del territorio. Il primo passo sarà compiuto proprio nel bellunese. Silvia Cestaro, consigliere regionale. La missione a contributo delle domande uniche per quanto riguarda la zona montana in relazione ai pascoli è sempre stata complessa. C'è tutto quanto un problema di telerilevamento e di refresh che rendono sempre difficoltoso e incerto quello che è il contributo che poi l'allevatore andrà a percepire. Ecco perché già con la presentazione della mozione sulle PLT nel scorso periodo avevo chiesto alla Regione un intervento. Devo dire che i tecnici di Avepa e della Direzione Agricoltura mi hanno seguita in questo e infatti dopo un periodo di concertazione siamo arrivati alla decisione di realizzare uno schedario prati permanenti e pascoli Veneto che consente di determinare le superfici ammissibili a sostegno comunitario, quello volto anche al riconoscimento appunto delle pratiche locali tradizionali, nelle zone in cui è possibile accoppiare titoli di pagamento della domanda, nonostante abbiano un indice di tara non utilizzabile superiore al 50%. L'assessorato appunto ha deciso di inserire nell'azione più complessa, che è quella della ristrutturazione del sistema informatico di Avepa, anche questo elemento che è fondamentale per la montagna. Questo schedario andrà a valorizzare quelli che sono i pascoli, ma anche quelle che sono le malghe che sono legate appunto a queste zone di pascolo. È chiaro che è un lavoro complesso che richiederà un certo tempo. Il cronoprogramma che ci siamo posti è quello di un primo impianto GIS, quindi la creazione di un sistema informativo geografico per analizzare i dati, appunto la raccolta di tutti i dati raccolti, le verifiche e dei rilievi in campo tra quest'anno e il prossimo anno, l'identificazione grafica geometrica a partire dal refresh del 2022, le caratteristiche cotico e di appetibilità, la pendenza, la pascolabilità effettiva o la non pascolabilità, le PLT con tara 50-70% e l'inserimento delle foto e poi appunto tutta quanta la condivisione con i soggetti coinvolti e la pubblicazione dei dati e dello schedario. Ultima ora notizie di pochi minuti fa, Veneto Strade, riprese le operazioni per spegnere le fiamme sul versante della provinciale 251 della Val Zoldana e Valcellina. Strada ancora chiusa per problemi legati alla sicurezza.
lo ribadisce Veneto Strade. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti gli amici di Radio Più. Ci colleghiamo con Marco Dal Parra. Annunciare il mio prossimo concerto che si terrà domenica 10 aprile alle ore 18 presso il Teatro San Gaetano di Castione. Sarà un concerto nel quale porterò quindi sul palco per la prima volta il nuovo singolo a Social e del quale proietterò anche il nuovo videoclip. Sul palco con me ci saranno i fedelissimi Elia Ganz, Elena Scussel, Mattia Andric, Alex Diegoli, Simone Fagherazzi, Davide Nenci e Michele De Bora. Per l'occasione apriranno il concerto i Met, ci sarà la band dei Met capitanata appunto dall'amico e pianista Mattia Andric. Il concerto sarà di ingresso libero, però su prenotazione che dovrà avvenire tramite l'indirizzo mail epoca.label@gmail.com. Quindi che aspettate? Vi aspetto domenica 10 aprile alle 18 a Castione, prenotate il vostro posto, epoca.label@gmail.com. Grazie Marco, Marco Dal Parra, ci si vede dunque a Castione per questa splendida serata in presenza, riprende la musica, non potevamo che chiudere con una bella notizia. 9:30 GR mattina, ci sentiamo dopo, buona giornata.